Mario Martone. Buonasera. In arrivo anche Ippolita Di Maio. Sono in arrivo dalla lontana Udine, dove hanno regalato un generoso Q&A con il pubblico. Sì, grazie Mario Martone di essere tornato qui. Ti abbiamo mancato piacere. Per l'ultimo film, ma per il penultimo eri qua con noi. E oggi ricordavamo la prima volta che sei venuto, era il lontano 1999 per Teatro di Guerra. Come vedi il nostro pubblico ama il tuo cinema, ti facciamo un altro grande applauso. Grazie. Grazie, abbiamo appena visto i titoli di coda con questa restituzione non in fiction ma appunto in materiale televisivo e documentario di Goliarda Sapienza. Parliamo di una restituzione, ma parliamo soprattutto di una storia di amicizia, di una storia che si situa in un determinato momento della vita di Goliarda Sapienza. Mi è d'obbligo chiederti come hai voluto affrontare questa scrittrice che è in parte riabilitata e se invece proprio, come immagino anche il pubblico abbia intuito, tu abbia restituito un affresco di amicizia, un affresco di una storia che può appartenere in generale a un mondo soprattutto poi femminile e che spesso non appare su schermo. Insomma, avete visto, non è la storia di Goliarda Sapienza, ma appunto grazie a Ippolita Di Maio che è l'autrice del soggetto, nonché della sceneggiatura insieme a me. È un ritratto di Goliarda Sapienza, è come un ritratto di Goliarda Sapienza con le sue, si può dire con le sue amiche conosciute in carcere, ma bisogna dire anche con le sue creature letterarie, perché è chiaro che effettivamente queste donne sono esistite, sono state amiche di Goliarda Sapienza, addirittura Barbara esiste, cioè nel senso che adesso in questi giorni è spuntato, ora che c'è il film, il figlio della persona che, insomma, a cui è ispirata Barbara si è manifestato sui social raccontando di sua madre e così via. E quindi sono esistite veramente, però è chiaro che sono diventate poi delle creazioni letterarie e quindi è come vedere la scrittrice insieme ai suoi personaggi, insieme, no? In una danza che diventa al tempo stesso una danza di immaginazione, di amicizia, di amore, insomma di tutta una serie di aspetti che erano quelli che ci hanno affascinato moltissimo. Ecco, appunto dicevo il soggetto di Ippolita perché all'inizio di tutto questo film viene molto da lontano, nel 79 noi immaginiamo di fare un film biografico su Goliarda Sapienza. Che ho detto? Nel 79. Sì, un lapsus 79, interessante. 79, non voglio che dovevo dire, cioè, quasi 79 è un po' nascere. lontano. Un lavoro molto lungo. Parecchio lungo. No, era il 19 ed era prima del Covid, quindi era 6 anni fa. E quindi pensiamo a un film biografico su Goliarda Sapienza che abbracciasse 10 anni della sua vita, gli anni 70 in cui scrive L'arte della gioia, e pensandolo per Valeria Golino. In quello stesso momento veniamo a sapere che Valeria Golino aveva preso i diritti per fare un film dall'arte della gioia, quindi pensate, c'è una circostanza che definire magica veramente non è eccessivo, perché era una combinazione incredibile. Poi il tempo è passato, noi abbiamo lavorato, abbiamo continuato a approfondire Goliarda Sapienza, in particolare Ippolita, che ha scritto un testo da un romanzo che si chiama Il filo di mezzogiorno, di Goliarda Sapienza, anche quello autobiografico. E quindi abbiamo messo in scena questo testo, nel frattempo Valeria ha realizzato la sua serie e niente, quindi siamo arrivati che la serie io l'abbiamo vista 3 settimane prima di cominciare le riprese su grande schermo, che Valeria aveva detto non voglio che lo vedi prima, quindi mentre scrivevamo eccetera lei non mi ha mai fatto vedere al montaggio niente, ha detto lo voglio che lo vedi su grande schermo. E quindi è stato alla fine diventato un unico grande flusso. Però il centro di tutto questo è stato quando Ippolita ha deciso di prendere il progetto di film biografico, farlo a pezzi e scrivere invece un soggetto che quando l'ho letto sono rimasto incantato,
con questo titolo, e che appunto non aveva più niente di... Insomma, mi sono sentito liberato da tutte le gabbie biografiche, esplicative, storiche, e invece niente, un ritratto di amicizia, di amore, cioè un film umano, e questo mi ha stregato. Ippolito Di Maio, grazie di averci raggiunto. Ovviamente Mario Martone ha ricordato il lavoro. Sono anch'io a chiederti com'è andata con queste pagine, anche perché per chi scrive un film di questo tipo c'è una responsabilità in più, perché si ha a che fare con una scrittrice che è in parte conosciuta, con una scrittura che deve diventare anche cinematografica, e volevo sapere da te quindi com'è andata con questa sfida, perché hai unito più romanzi, hai dovuto unire una scrittura che magari non è la tua e trasformarla in un gesto cinematografico per un pubblico largo. Allora, intanto la scrittura è già un po' cinematografica di per sé. Per esempio, i dialoghi sono molto cinematografici, perché Goliarda Sapienza, come qualcuno di voi saprà e qualcun altro glielo dico adesso, è stata un'attrice di teatro, di cinema, era la compagna di Citto Maselli, ha lavorato a molti documentari, anche film, quindi aveva idea di scrivere un dialogo, perché si è detto, cioè da attrice sapeva valutare questa cosa qua. Poi chiaramente la trasposizione in immagini e la trasfigurazione in quel senso lì è una cosa della regia, del regista, cioè proprio sua personale. Io mi ero innamorata di questa storia perché mi sembrava una storia che per certi versi potesse... cioè che da un lato era molto moderna, attuale, era una storia tutta al femminile di una grande amicizia che tiene dentro sentimenti di desiderio di libertà, libertà del desiderio, maternità, eros, anche rispecchiamento, no? Teneva dentro la complessità di tutta una serie di sentimenti che sono nelle amicizie femminili, dico femminili perché è quello di cui io ho esperienza, se no diciamo non, cioè di persone dello stesso sesso ovviamente, però è anche la storia di una persona che si è perduta, che in un certo momento della vita sente di non riuscire a esprimere se stessa, di non sentirsi riconosciuta per quello che vale, il proprio talento, le proprie capacità, non riesce a pubblicare questo libro a cui ha dedicato tanti anni della sua vita. Lei dice: questo libro sono io. E questo penso possa essere capitato a tanti. E in questi momenti di sentimento e sensazione, anche realtà, di impossibilità di esprimersi e trovare riscontro per quello che uno pensa di valere, l'affacciarsi di un'amicizia, di una persona apparentemente diversa, ma in realtà profondamente affine, che ti fa ritrovare qualcosa di te, secondo me è un sentimento che può accomunare tante persone, è qualcosa che può essere accaduto a tanti e che io sento molto profondamente. Sarà che do anche un valore immenso all'amicizia, diciamo. Grazie, fra l'altro sono parole di restituzione e anche di riappropriazione dell'opera di Goliarda Sapienza. Adesso Thierry Frémaux al Festival di Cannes, da dove voi arrivate con la prima del film in concorso, ha sdoganato il fatto che si possono fare le domande al pubblico. Quindi io vi chiedo, chi di voi ha letto un romanzo di Goliarda Sapienza fino ad oggi? Chi di voi leggerà un romanzo di Goliarda Sapienza adesso? Benissimo. È bello, evviva. Allora, questa è già una vittoria. In questa vittoria c'è una complice importante, non l'avevo vista perché guardavo lo spazio degli ospiti dove generalmente arrivano le persone che vengono qua accanto a noi, e invece è di qua. Un applauso di cuore per Francesca Cima, sacilese, produttrice. Vieni Francesca, vieni qua con noi, produttrice del film, Indigo Film. Grazie. Grazie Francesca, faccio una domanda anche a te perché hai accettato la sfida ovviamente di un film. È un tempo un po' complicato per i produttori in Italia, in generale. Farei mica la domanda sul ministro. No, non te la faccio. Però voglio ricordare il fatto che continui ad arrivare, noi siamo sempre contentissimi con questa geografia che ci unisce, continui a venire da noi con film molto importanti che fanno ovviamente la storia della tua attività. Com'è andata chi ha bussato alla porta di chi? Quanto hai creduto in questo progetto fin dall'inizio? No, beh, noi abbiamo già fatto dei film con Mario, certo. E quindi insomma poi ci lega ogni tanto ci ricordiamo, no, di quando ci siamo conosciuti. Ci conosciamo da sempre con Mario, da sempre, insomma, da quando io ho cominciato a fare questo lavoro facevo
quello che si chiamava La Runner in L'amore molesto, quindi molto fiera di questo inizio. E penso che per questo film, a parte appunto che come dire, la stima e l'ammirazione, insomma il fatto di sapere di essere condotto in una visione, no? Rispetto a tutti i suoi film, in questo poi in particolare credo che ci sia stato proprio un discorso di fiducia rispetto anche a una storia un po' magmatica, però molto intensa, di riuscire a portare lo spettatore dentro e fuori. Poi io vengo appunto dalla provincia e in qualche modo sono fuori, anch'io. Ho detto a Mario quando ho visto il film che penso che anche se, come diceva appunto prima Ippolita, che anche se non hai vissuto l'esperienza di Goliarda, se non sei mai stato in carcere, se insomma non hai fatto tutte le tappe raccontate nel film, comunque il sentirsi fuori da qualcosa penso che sia un sentimento che abbiamo provato tutti, e soprattutto chi arriva in un ambiente diciamo diverso da quello di provenienza, no? Che non puoi più tornare indietro, quindi sei comunque dentro, però di fatto ti senti spesso fuori, no? Se non sei dentro un contesto che ti è familiare. Quindi abbiamo visto mano a mano crescere il film. È un film, adesso l'ho detto prima a Udine, che dal punto di vista anche produttivo e di location, diciamo, che secondo me è molto bello, perché anche questo è un viaggio in una Roma diversa, girato in una Roma totalmente fuori, che è quella del Giubileo. Per chi è stato a Roma recentemente sa di cosa sto parlando, perché insomma è una Roma che era molto sotto pressione di lavori, certo, di manutenzione, e abbiamo fatto molti percorsi insomma per riuscire a girare a Piazza del Popolo, alla stazione, insomma in una stazione in cui sentivamo gli annunci: arriva il Frecciarossa, arriva il Frecciabianca, ritarda il Frecciarossa. C'erano le nostre attrici che parlavano in presa diretta, no? Quindi è stata anche una bella avventura. Siamo andati a parlare col sindaco per cercare di capire, no, come girare in posti che dopo 2 giorni sarebbero diventati un cantiere per il Giubileo, quindi anche questo insomma è stato più un regalo e forse una complessità che la casa di Goliarda Sapienza e la casa... Sì, è la casa, è la vera casa di Goliarda Sapienza, dove abita attualmente Angelo Pellegrino, suo marito, che nel film appare, diciamo, interpretato da Corrado Fortuna. E Angelo ci ha consentito di girare a casa sua, naturalmente abbiamo scenografato, però l'atmosfera della casa è quella lì, insomma, ci sono ancora i suoi libri, le sue librerie, insomma... È quella casa lì, e aveva un senso secondo me ben preciso, quindi non è per filologia, è per cinema, perché è bella quella casa e dice tanto di lei e del suo essere un po' rinchiusa, no? In questo mondo. Questa casa è un po' come un nido su questa pineta dei Parioli. I Parioli sono un quartiere borghese ricco di Roma, lei stava lì in questa casa un po' bohemienne, da cui la volevano buttare fuori perché non riusciva a pagare l'affitto, ed era, insomma, la casa significava tanto. E così poi nel film appunto tanti luoghi sono veri, a me piace girare nei luoghi veri. Re Bibbia abbiamo girato in gran parte, per metà diciamo delle scene del carcere sono girate a Re Bibbia, al carcere vero di Re Bibbia, con le detenute, al quale l'abbiamo mostrato la settimana scorsa in una proiezione che è stata molto, molto emozionante, molto toccante. E ecco, quindi insomma è pieno di elementi reali.
Grazie anche questo fuori che ricordava Francesca Cima nel titolo, questa diversità, no, che c'è sempre oltre noi la sentiamo anche a Pordenone e a Cinema Zero molto nostra. Ci hai dato un input importante, noi abbiamo un progetto in carcere che conduciamo da molto tempo, non lo sanno magari tutti i cittadini, col cinema, e chissà che questo film arrivi anche dai detenuti di questa città, che fra l'altro vivono in uno dei pochi ormai penitenziari rimasti nei centri cittadini, un vecchio castello, proprio, quindi una situazione abbastanza problematica. E poi è terra basagliana la nostra, questo lo sapete bene, quindi questo fuori per noi è qualcosa che abbiamo vissuto e di cui ci sentiamo in qualche modo anche partecipi e devo dire anche discretamente orgogliosi, come possono essere con discrezione i friulani. Un'ultima cosa che ti chiedo, Mario Martone, ma ovviamente la domanda poi allargata se la responsabilità è condivisa, un cast eccezionale, queste attrici che sembrano lavorare insieme da sempre, sembrano amiche da sempre. Sì. Come le avete scelte? Se è stata una scelta... Valeria, l'ho detto prima, il film nasce per Valeria ed è stato insomma un flusso unico con lei. Del resto con Valeria ci conosciamo da quando eravamo ragazzi e da sempre volevamo fare un film insieme e finalmente il film è arrivato. Matilda abbiamo immaginato subito che fosse l'attrice proprio quella che ci piaceva moltissimo, con la piccola difficoltà, per niente piccola, che Matilda è bolognese, quindi diciamo e quindi naturalmente quando le ho portato il copione la questione della romanità è stata centrale. Dico, Matilda, ti sogno in questo ruolo, ma tu devi diventare romana. Lei ha letto il copione la sera stessa, ci siamo visti il pomeriggio, la sera l'ha letta, il giorno dopo mi ha chiamato, ha detto diventerò romana e lo è diventata, un'attrice meravigliosa. Elodie che è stata, che aveva fatto un film con Indigo e per questa ragione ho avuto, insomma ne abbiamo parlato e loro mi hanno parlato di lei, io l'ho vista in questo film e mi è piaciuta, aderiva molto alla descrizione di Goliarda Sapienza del personaggio, che parla di questa Barbara come di una dea, no? Come bellezza, come così, e invece al contrario Elodie è romana di Roma, è di un quartiere periferico, Quartaccio, un quartiere difficile. Quando siamo andati a Rebibbia Elodie ha incontrato due ragazze nel suo quartiere che erano là dentro. Cioè, quindi insomma quindi aveva molti elementi era molto giusto e alla fine nessuno poteva mai immaginare che Matilda e Elodie fossero amiche nella vita, ma molto amiche, cioè questo era del tutto inimmaginabile, un'altra di quelle magie insomma che stanno dietro questo film, ecco. E chiaramente la loro amicizia certo ha aiutato, no? Ha cementato, diciamo, questo rapporto tra di loro, insomma comunque c'è stato un grande afflato sul set. Ippolita, Valeria, Matilda, Elodie, le detenute, insomma per me è stata un'immersione in un mondo femminile molto interessante, anche proprio avere questa possibilità di osservare, come dire, il linguaggio segreto, se vogliamo, no? Delle donne, cioè, perché in questo film appartiene da Goliarda, che è la prima delle donne che va citata, no? E che appunto fa parlare queste donne in questo modo e dopodiché infatti loro come lo capiscono, no? Come lo rendono vivo. E questo è stato molto, molto interessante per me, insomma, molto diverso spesso faccio dei film con personaggi maschili, è completamente un altro modo proprio di relazionarsi, di parlare, e questo è interessante, cioè capire che c'è una diversità, ecco, e quindi affrontare, rapportarsi a questa diversità capendola, rispettandola, insomma è stato molto bello per me. Un rischio e una responsabilità e direi un ottimo risultato. Sentiamo ovviamente anche le vostre domande, pareri sul film, ci dovrebbe essere un microfono in sala, quindi se alzate la mano, come sapete la regola è aurea, qualsiasi cosa, mi è piaciuto, volevo chiedere. Chi rompe il ghiaccio? Questo è il classico, ho detto prima, friulani, qualcosa che dico ogni volta. No, pure i napoletani, uguale. Valgono anche i pareri, altrimenti ti chiedo ancora io qualcosa. No, ma vedi che mo' spunta, mo' viene fuori. Ci sarà qualche campano in sala che adesso dice per solidarietà. Va bene.
Aspetti che arriva il microfono che la sentono tutti. Grazie. Grazie. Ecco, una piccola cosa così. Questo film ci ha fatto riscoprire che esiste anche il carcere femminile, anche se in proporzione rispetto ai maschi le donne che sono in carcere sono un decimo molto probabilmente, anche perché il carcere è considerato maschio, anche perché la proporzione, ecco, quel film di questa sera ci ha fatto scoprire che esiste anche il problema del carcere per le donne, che ci siamo dimenticati, ecco, tutto qua. Una cosa che mi ha ispirato così. Sì, indubbiamente è una realtà particolare. A proposito di quel linguaggio di cui parlavo prima, è chiaro che quindi diciamo il mondo delle detenute, e lo dice molto bene Goliarda Sapienza, no? Enzo Biaggi in questo pezzo finale, cioè in cui appunto quando lui la deride, insomma, no? È così come se lei stesse dicendo, ma lei sta dicendo delle cose molto ragionevoli, cioè è chiaro che dice, certo, la donna è abituata a stare rinchiusa, è abituata a una repressione, diciamo, quindi si abitua più facilmente. È chiaro che è diverso, diciamo, il rapporto, e noi abbiamo avuto modo di verificare questa cosa. Noi abbiamo lavorato veramente con queste detenute a Rebibbia, è stata un'esperienza meravigliosa umanamente. Credo che per esempio a Regina Coeli femminile sia anche più difficile, quindi dobbiamo sapere che c'è carcere e carcere, c'è direzione e direzione di carcere. Insomma, ci sono tanti aspetti e sono tutti problematici, diciamo, da nessuna parte c'è una situazione e non potrebbe che essere così. Però ecco, sicuramente è un mondo straordinario. Ecco, la cosa sicuramente la cosa che dice Goliarda Sapienza, cioè è quello che lei dice, è come fuori, il carcere è come fuori. Cosa vuol dire? Vuol dire, è chiaro che diciamo, non è un pezzo di società tagliato dal resto, è un pezzo della società sì, delimitato da 4 mura, va bene, però detto questo, dentro ci sono delle persone che sono intanto tutte diverse una dall'altra, quindi tanto per cominciare, non è che esistono i detenuti in quanto categoria, esistono persone diverse che si trovano in una circostanza della loro vita lì dentro, e chiaramente diciamo bisogna che ci sia un uguale, cioè la dignità di queste persone deve essere pari a chi sta fuori, ecco, cioè non è che perché si è in galera allora bisogna essere trattati come un rifiuto umano. E quindi questa è una cosa che nell'esperienza di Goliarda Sapienza, nel modo umano in cui lei racconta il rapporto con queste detenute, e viene fuori tantissimo, ecco. Mi viene un po' in mente, adesso ho fatto un tatac, che per esempio, non so, a me è molto piaciuto il film di Matteo Garrone, Io Capitano, no? E una cosa molto bella di quel film, secondo me, è che tu vedi la storia di questi 2 ragazzi raccontati come ragazzi, cioè anche con le loro così, con i loro grilli per la testa, con le cose, cioè non è che sono né santificati né sono 2 ragazzi che niente, che vogliono andare fuori, che vogliono lasciare il loro paese, vorrebbero poter andare altrove, e questo altrove gli costerà quello che gli costerà il viaggio che Matteo ha saputo raccontare. Però ecco, per dire, no, anche lì c'è qualcosa come, cioè, perché noi non facciamo fatica a osservare le persone, al di là invece delle definizioni generiche, detenuti, migranti, no? come fossero delle mandrie, mentre invece appunto si tratta di persone qui. Allora Goliarda è stata secondo me straordinaria in questo libro, in questi 2 libri, a raccontarci queste donne nella loro dimensione umana. Ecco, un'altra cosa, avevo letto nelle recensioni di Elodie
Valeria Golino, delle scene sotto la doccia che erano una scena cult. Ecco, io mi aspettavo qualche cosa di più. Tutto qua. C'erano dei totali di cui però alla fine secondo me non c'era bisogno. Ecco. Chissà dove sono custoditi. Adesso questo... Sono altri pareri e curiosità? Non so se è un parere o una curiosità. Intanto grazie perché ha fatto qualcosa di strepitoso. Però vorrei che lei mi aiutasse a capire perché io mi sento così profondamente triste. È una reazione, non è la sola, sa? Succede. Può muovere in direzioni diverse il film. Perché chiaramente tante sono le sensazioni che ci sono dentro, però è chiaro che non si scappa dalla solitudine di queste tre donne, né quella di Goliarda, nonostante abbia questo marito meraviglioso, insomma, no? Comunque a noi è apparso tale, o così abbiamo voluto raccontarlo, e del resto appunto Angelo Pellegrino è la persona che poi dopo che Goliarda è morta si è battuta in tutti i modi perché i suoi libri finalmente vedessero una pubblicazione importante. Quindi però è chiaro che c'è una solitudine, no? In Goliarda Sapienza c'è una sofferenza. Personaggio di Roberta, non ne parliamo proprio, è chiaro, no? È una persona che ha evidentemente, ci viene raccontata come una famiglia difficile, un mondo nel quale non vorrebbe mai portare la sua amica, una famiglia politica difficilissima dalla quale vuole scappare, dalla quale non è facile scappare, e quindi quando se ne va chissà dove va. E noi tutti immaginiamo non andrà verso qualcosa di particolarmente allegro. E la stessa Barbara, se lei pensa quando si salutano le amiche, sono per strada le altre due, lei resta, c'è un'inquadratura, non so se avete fatto caso, in cui lei spegne la luce e torna dentro la profumeria, no? È un'inquadratura che uno potrebbe dire tagliala, perché non serve a niente. Secondo me invece appunto ci dice qualcosa e ho voluto tenerla proprio perché ci dice così, anche in quel caso, la malinconia comunque di un luogo, questo luogo da lei sognato come appunto sogno piccolo borghese quindi è chiaro che queste solitudini ci sono, queste fanno parte, e credo che la sua tristezza non abbia a che fare con questo, però quello che loro ti restituiscono nel momento in cui sono insieme invece è una salvezza da questa solitudine, quindi le due cose stanno insieme. Del resto a me insomma, appunto ho fatto un film su Giacomo Leopardi e per me è stato, diciamo, facendo questo film in qualche modo ho capito che insomma che praticamente tutti i film che ho fatto sono leopardiani, e questo compreso, quindi diciamo è chiaro che questo rapporto tra malinconia e diciamo come dire consapevolezza, ecco, diciamo della condizione umana come condizione comunque diciamo infelice nel senso leopardiano del termine, però ha il suo contraltare nella straordinaria vitalità e attaccamento, amore alla vita, no? Che Leopardi ti trasmette, che per me è sempre importante, cioè le due cose vanno insieme. Spero che almeno l'altro lato le sia arrivato, diciamo, e non solo la tristezza. Poi qualche altra mano alzata? Vediamo se qualcuno dice c'è una mano laggiù, vedo qualcuno. Ecco qui, arriva il microfono, attenda proprio un momento, se no non la sentono in fondo. Grazie, ma arriva subito. Qua. Grazie. Niente, una domanda un po' forse banale. Volevo chiedere quanto tempo ci è voluto per programmare questo film, per girare questo film. Ecco. Poi un'altra cosa che mi interessava molto, però
vorrei quasi parlarne con la sceneggiatrice, è come proprio sì, come si attua questo lavoro. Non sono mai riuscito a capire il lavoro dei sceneggiatori e soprattutto delle sceneggiatrici, per esempio Suso Cecchi d'Amico, così anche adesso è uscito un libro con tutte le sue sceneggiature. Sono sempre stato attirato, ma non riesco a capire. Ho letto ancora alcuni libri di sceneggiature, per esempio anche di Antonioni, così, e non mi hanno ispirato molto. Ecco, l'unico che mi ha ispirato è stato Pierpaolo Pasolini con Teorema, che uno legge come un romanzo, un bellissimo romanzo, ha proprio un parallelo al film. Ecco, così. Un po' chiedevo al regista appunto quanto tempo per girare questo bel film. Poi volevo dirle che di lei ho visto uno spettacolo di lirica, di teatro lirico a Reggio Emilia, il Don Giovanni, quindi sì, questa è solo una dichiarazione appunto di meraviglia per questa capacità di adattarsi a due sistemi, due generi diversi, oppure con qualche chiaramente collegamento, perché era fatto anche quello, forse era un po' cinematografico la versione che ho visto a Reggio Emilia, ecco, con gli attori che entravano tra il pubblico, ecco. No, vabbè, nella lirica io faccio anche teatro di prosa oltre che lirica, però insomma diciamo è una cosa che nel mondo per esempio anglosassone più il fare teatro e fare cinema è abbastanza diffuso, diciamo, quindi magari da noi meno, anche se abbiamo avuto il numero uno dei registi da questo punto di vista, che è stato Luchino Visconti, che è stato un grandissimo regista e di teatro e di cinema e di opere liriche, quindi insomma è chiaro che è una cosa che comunque alla fin fine, diciamo, non entrerò nel merito tecnico del linguaggio perché prenderemmo troppo tempo, ma insomma si tratta di raccontare delle storie con degli esseri umani, ecco, invece che scrivere sulla carta si tratta di farlo con le persone, che siano cantanti, che siano attori, che siano comunque, cioè al fondo questo è quello che accomuna. E niente, quanto ci si mette? Allora, le riprese sono durate 8 settimane, perché io sono un drago, quindi diciamo sono velocissimo e quindi la mia produttrice lo può confermare. Se conferma. Quindi diciamo su questo non c'è alcun dubbio. Però detto questo, un film diciamo ci vuole molto di più del tempo perché chiaramente il lavoro viene da lontano, appunto nel suo caso lei poi insomma ha scritto prima di... Sì, ma tutto, la preparazione, cioè sono anni di lavoro tra il prima e il dopo, quindi il tempo della ripresa è un tempo anche molto ridotto, anche per ragioni diciamo di carattere economico, poi dopo l'arcata è lunga. La dice lunga la quantità. Ma sì, cioè, però voglio dire, la ripresa è come a un certo punto il precipitato, insomma, ecco, di un lavoro che però viene da molto lontano. Nel nostro caso poi proprio la questione cinema e teatro è molto importante. Per esempio, noi abbiamo, prima dicevo, Il giovane favoloso, che finché abbiamo scritto insieme, la prima sceneggiatura abbiamo scritto insieme su Leopardi, ma noi venivamo da un lavoro di adattamento in teatro delle operette morali, quindi abbiamo lavorato per anni prima di arrivare a pensare di scrivere la sceneggiatura su Leopardi, quindi siamo abituati a lavorare così, una specie di scandaglio, di approfondimento. Anche in questo caso lei ha scritto un testo teatrale da un romanzo, appunto Il filo di mezzogiorno, che abbiamo messo in scena prima di fare questo film, quindi lei è stata quella che ha guidato proprio in questo approfondimento dentro il mondo di Goliarda Sapienza. Io le sono andata dietro, diciamo, e però è chiaro che quindi arrivi a fare il film. Pensate che poi in questo caso c'eravamo noi da un lato e Valeria dall'altro, che aveva fatto lo stesso percorso per fare L'arte della gioia, quindi ci siamo incontrati sul set
venendo da lontano, insomma, in qualche modo è come se la conoscevamo Goliarda, ecco, questo, eravamo in grado di, non so se appunto volevi dire. A lei non piace leggere le sceneggiature, ma io lo capisco, no? E appunto, però giustamente dice leggo Teorema di Pasolini, certo, perché Pasolini è un genio, è un grandissimo poeta, scrittore, quindi lei legge Teorema di Pasolini come fosse un romanzo ed è bello. Mediamente una sceneggiatura è più a servizio del film in qualche modo, quindi uno che fa? Scrive casa di Goliarda, interno giorno, cioè dai una descrizione di ambiente, scrivi i dialoghi, sono le parole che saranno dette, però diciamo la trasfigurazione poi in termini proprio di romanzo, di poesia, avviene nella cosa finale che è l'insieme di parole, immagini, suono, che è un film. Quindi chiaramente le sceneggiature possono essere più difficili da leggere. Certe volte aiuta se uno magari ha già visto il film e legge la sceneggiatura e allora hai delle immagini nella testa, sai come è andata a finire e quella cosa lì ti aiuta. Altrimenti certo può essere una cosa che appare più tecnica che non leggere un romanzo. Beh, è un testo tecnico. Vale anche per il teatro, anche il teatro non è... Certo, uno legge Chekhov e vabbè, però se no è più facile leggere un romanzo, o almeno anche secondo me, insomma, no? Comunque cogliamo l'occasione, certo, per dire geni, che, vabbè, però... no, vabbè, ma non è, perché poi sono, cioè, è comunque un testo tecnico, è bello leggere delle sceneggiature sempre immaginando poi come, in qualche modo facendosi il film nella testa. Comunque cogliamo l'occasione per dire che la Cineteca di Bologna ha realizzato un libro sul nostro film a cura di Paolo Mereghetti e Alberto Libera, in cui c'è proprio, quello è proprio molto tecnico, molto per appassionati di cinema, proprio così, dove si vede c'è la sceneggiatura, la versione che noi abbiamo adoperato perché ha già una quinta stesura quando abbiamo lavorato al film, e tutte le modifiche che sono state fatte in corso d'opera durante le riprese, perché insomma io poi insomma modifico moltissimo, continuo a cambiare durante le riprese e lavoriamo insieme, lei è sul set e quindi anche a volte per esempio convochiamo gli attori o le attrici e lavoriamo di domenica, che non è proprio non è che, però insomma alla fine loro anche sono contenti, perché è chiaro che sì, è chiaro che uno è stanco, sì, però vabbè, ma la stanchezza, guardate, è relativa, cioè l'esperienza del set è così faticosa in una maniera che non si può descrivere, però dico io, io la chiamo l'ipervita, cioè come se fosse, quindi anche l'adrenalina, la cosa, cioè ti tiene su, e ovviamente sei così focalizzato verso quello che vuoi, e il tempo stretto è un limite che paradossalmente aiuta, cioè il fatto che comunque tu debba ottenere qualcosa in un tempo stretto è una stranissima partita, diciamo così. Ecco, non è in teatro è diverso, no? In teatro è come una scultura, cioè tu ti metti davanti a un blocco di marmo e giorno dopo giorno, prova dopo prova, dai colpi di scalpello e dai forma a quello che è. Tu invece appunto quando fai un film sei stato mesi, addirittura anni, a pensare a questo film, e pensi scena per scena, sei andato nei luoghi dove hai girato, cioè ti immagini tutte le cose, quindi, ma in realtà non fai mai niente, cioè non come noi in teatro dove intanto giorno dopo giorno fai, no, non fai niente, cioè non accade nulla, quindi arriverà un giorno, in quel giorno, che quello è il giorno in cui puoi fare quella scena, non ce n'è un altro, o almeno no, diciamo dipende dai registi, però diciamo che in linea di massima anche quelli che sforano, che poi a un certo punto devono stare nel tempo, e lì allora è come, sapete, lo zen, il tiro con l'arco, non so se conoscete questo piccolo libro, no? Dove dice appunto tu per tirare la freccia la puoi tirare anche a occhi chiusi, perché quello che deve guidarti è la preparazione che hai avuto, no? Cioè la tua preparazione, la tua concentrazione, a quel punto tiri la freccia e quella è l'unica cosa. Quindi quando tu giri una scena,
quello è il momento in cui lo devi fare. Anche se sono anni che pensi a quella scena, ma ci sarà quel momento in cui lo puoi fare, devi anche cercare di fare presto, e quando è fatta e non la cambierai mai più. Quindi vede che è molto particolare il rapporto tra sceneggiatura, che non è solo la scrittura secondo me, ma io dico sempre una mappa, la sceneggiatura, che contiene poi tutti i sottotesti, le indicazioni, i percorsi vari, il momento in cui poi giri, e quello è l'unico, quello è il momento, e là appunto devi poter andare ad occhi chiusi, diciamo così, e dopodiché poi ricominci a scrivere quando monti. Il montaggio è quindi sono come se fossero due grandi fasi che avvengono, diciamo, nel silenzio, nella concentrazione e nei tempi calmi, che sono la scrittura, la preparazione e il montaggio, e in mezzo c'è questa accensione pazzesca in cui tutto questo poi fa i conti con la realtà. Insomma, tutto questo per me, il cinema è secondo me stupendo, cioè, quindi è una... Grazie a Mario Martone per queste parole che fanno un po' anche da silloge da chiusura di questa serata. Come avete visto, con il grande cinema si attraversa la vita, si desidera, si provano sentimenti, si approfondiscono questioni di forma o di arte. Per me, credo anche per voi, è stata un'occasione particolare. Abbiamo ricordato dei maestri noti, Pasolini, Suso Cecchi D'Amico, Visconti. Abbiamo parlato di film amati, anche suoi, e che vorremmo rivedere su grande schermo con grande piacere. Abbiamo riscoperto una maestra della letteratura e anche un grande maestro di cinema, che è Cito Maselli, che è mancato pochi anni or sono, e che vorremmo anche quello, insomma, che possa essere celebrato su grande schermo. Dico un'ultima cosa, e come sempre una ricaduta anche nel nostro territorio. Il cinema è in sala, venite a vederlo, parla di noi, parla del fuori, che è stato ricordato. Noi come Cinema Zero ci mettiamo sempre la faccia su questo tipo di film, siamo la prima istituzione cinematografica italiana ad avere un manifesto del rispetto che cerca di allargare l'orizzonte e far sì che gli Enzo Biagi oggi possano essere un po' meno arditi nel relegare le donne così su questa graticola. Grazie di essere stati con noi, ma il più grande grazie lo diamo a Francesca Cina, Ippolita Di Maio e Mario Martone. Grazie. Mitica Pordenone. Un'ultima cosa che mi ricorda giustamente Francesca Cima Orecchio, ma perché io non la vedo, c'è Elisabetta Pieretto forse in sala, che ha lavorato a lungo a Cinema Zero, poi da molti anni lavora con Indigo ed è complice di queste cose. È fuggita, sarà al telefono. Ci dicono che è uscita. Le facciamo però un applauso corale, perché spesso queste cose sono... Come no? Grazie anche a lei. Bene. Grazie a tutti e a tutti. Buonanotte.